Buonasera, Verona 2040, un'impresa di tutti, nuova puntata del nostro viaggio nella Verona che sarà, alla scoperta della Verona che sarà. Insomma, la settimana scorsa abbiamo parlato della Marangona, di quest'area tanto, come dire, oggetto dei desideri di sviluppo della città da molto tempo. Abbiamo sentito anche parole importanti dalle istituzioni e dalle categorie su quello che potrà essere il percorso verso una vera realizzazione del volano che si attende sia la Marangona. Questa sera, come vedete dal nostro titolo, ci occupiamo delle prospettive perché la provincia intera di Verona sia davvero interconnessa e quindi facilità di collegamenti, agilità nello spostarsi tra i vari comparti della provincia veronese sono fondamentali per quella attrattività del nostro territorio, che è un po' uno dei fili rossi che attraversano questa serie di puntate di Verona 2040. Io saluto, do il benvenuto, il bentornato ai presidenti di ANCE, Carlo Trestini, buonasera, Buonasera. e di Confindustria, Raffaele Boscaini, buonasera, Buonasera, bentornato, buonasera. Presidente, che questa sera parleranno di quindi infrastrutture e collegamenti in senso lato, con due ospiti importanti perché rappresentano proprio le istituzioni che sotto questo profilo ci possono dire cose fondamentali, a cominciare dalla vicepresidente della Regione del Veneto, assessora anche alle infrastrutture, Elisa De Berti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E poi abbiamo il presidente della provincia di Verona, Flavio Buonasera. Pasini, buonasera Presidente. Buonasera. E allora sentiremo da loro naturalmente anche una fotografia delle opere di rispettiva competenza, poi ci sono state anche inaugurazioni di un certo peso, di una certa importanza attese nelle scorse settimane. Partiamo come sempre dai nostri presidenti, motori un po', no, di questo viaggio nella Verona di domani. Intanto Presidente Boscaini, la cosa più semplice, che cosa significa per voi, per il mondo delle nostre imprese, una provincia davvero interconnessa? Beh, significa, diciamo, la parte vitale forse di una città, di una provincia interconnesse. Beh, partiamo dal titolo del Verona 2040, quindi questa analisi del territorio per progettare un suo futuro sviluppo. E non c'è sviluppo se non c'è possibilità di muovere persone e mezzi e quindi l'interconnessione è assolutamente da considerare in tutto questo guardare al futuro, tutto questo progettare. Facciamo appunto attenzione per esempio a guardare la nostra città, la nostra realtà, dove abbiamo delle infrastrutture che stanno arrivando, sono proprio addirittura d'arrivo. Parliamo per esempio della TAV, che questa rivoluzionerà sicuramente i movimenti a Verona di persone e di mezzi. Poi pensiamo anche al fatto che già ora è una delle città, diciamo, più vivaci in termini di spostamenti dalla provincia alla città e viceversa dalla città alla provincia, quotidiani proprio per il lavoro. Quindi sono tutte diciamo, situazioni che sottolineano un'esigenza di una pianificazione per una mobilità assolutamente da gestire. Come abbiamo imparato ormai a capire che tutti gli attori debbono essere al tavolo ed è quello che in piccolo questa trasmissione sta cercando di fare, abbiamo capito, Presidente Trestini, nelle puntate precedenti che non c'è argomento che possa essere sganciato da questa valutazione e quindi l'importanza della connessione di cui diceva il Presidente poc'anzi della provincia, tenendo sempre presente quella qualità della vita, no? Che è in qualche modo uno degli obiettivi per rendere il territorio veronese più attrattivo, specie per le giovani generazioni. Il vostro punto di vista? Sì, proprio con Verona 2040 noi sottolineiamo l'importanza di connettere tutto il territorio sia dal punto di vista fisico con le strutture sia dal punto di vista anche degli attori che sono chiamati alle scelte che vengono poi implementate nel territorio. Ecco perché quando parliamo di coinvolgimento di tutto il territorio, la parte infrastrutturale, le parti degli interventi importanti che possono fare gli enti regionali e gli enti provinciali sono indispensabili. Sono indispensabili perché quando noi parliamo dello sviluppo di Verona intendiamo di tutto il territorio di Verona e tutto il territorio di Verona, come ha detto giustamente il Presidente Boscaini, è interessato in questo momento a grandi investimenti su infrastrutture, la TAV è una delle più importanti e impattanti, ma legate alla TAV e agli altri interventi probabilmente si inizierà a parlare anche dell'A22 e dello sviluppo, l'alta capacità e quant'altro. Tutto questo
l'impatto che hanno tutte queste infrastrutture deve essere comunque pensato, studiato e deve essere condiviso con una pianificazione territoriale per dei collegamenti, per poter sfruttare, non subire questi interventi dall'esterno, ma poter farli propri e sfruttarli per un miglioramento della vita nel nostro territorio, un miglioramento più sostenibile. Quello che noi chiediamo alla parte politica, alla parte decisionale del nostro territorio è quello di avere il coraggio di fare scelte importanti, perché molte volte per rendere sostenibile, per rendere più efficace il movimento delle merci e delle persone e anche la vita nei territori, le opere, soprattutto quelle infrastrutturali, chiedono interventi importanti che automaticamente chiedono delle decisioni che possono impattare anche sul nostro territorio in maniera forte, ma che devono essere prese, non possono essere rinviate, perché altrimenti, come ho detto prima, subiremo le scelte che sono state fatte obbligatoriamente da parte nazionale e quant'altro e non potremo sfruttarle nel maggiore modo più positivo per noi. Beh, insomma, temi, spunti già ben chiari da rivolgere subito alle nostre istituzioni. Io vado da Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto, che era presente il mese scorso all'inaugurazione di un'opera che il nostro territorio aspettava da tantissimo, quel tratto di 2,5 km, vicepresidente della Grezzanella a Villafranca, così vitale per quel territorio. E quella è stata l'occasione anche per fare un po' un excursus e un elenco dell'idea della Regione e dell'investimento che c'è stato in termini di infrastrutture, no? Che risposte diamo ai presidenti delle categorie qui a Verona? Allora, quel giorno abbiamo vissuto veramente un'emozione grande, soprattutto perché nel 2015, quando io sono arrivata in Regione, la Grezzanella da una parte e il completamento della variante alla statale 12 dall'altra erano di fatto le due infrastrutture che Verona richiedeva con grande voce, e tutte e due nel 2015 erano sostanzialmente finite in un cassetto e non avevano la possibilità di poter essere realizzate. Soprattutto la statale 12 ANAS, mi ricordo che nel 2015 mi disse è un'opera proprio le immagini di che non verrà mai realizzata. Oggi ci troviamo con la Grezzanella di fatto avviati i lavori, quindi partito il cantiere. Tra 2 anni e mezzo questi 35 milioni di euro di investimento li vedremo sostanzialmente realizzati, ed è una risposta grande al territorio del Villafranchese, ma non solo, anche del comune di Povegliano. E dall'altra parte sempre a fine febbraio si è tenuto il CIPES, dove è stato approvato il contratto di programma di ANAS e MIT, e dove di fatto viene confermato nero su bianco il finanziamento alla statale 12. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ANAS può procedere con la pubblicazione della gara e nel 2025 potremo vedere l'inizio dei lavori anche del completamento della variante alla statale 12. Sicuramente due infrastrutture importanti e molto attese dal territorio, anche se sappiamo che non sono le uniche che il territorio attende. Beh, insomma, sarebbero già delle risposte, sono già delle risposte, perché appunto l'iter lo abbiamo sentito, fondamentali. Presidente Pasini, la provincia poi insomma è alle prese, no? Con voto imminente per quanto riguarda il Consiglio, meccanismi anche, no, particolari, e però delle competenze ce le ha ancora, per fortuna, diciamo, fondamentali. C'è anche un occhio vostro, no, sulle opere veronesi che attendono. Beh, sicuramente sono tante opere, abbiamo trovato tante opere in attesa e quindi stiamo un po' completando quello che può essere un percorso. Abbiamo est-ovest, per esempio, il completamento, insomma, della strada provinciale 10, che è atteso da tanti anni. Speriamo, insomma, che alla fine si riesca a realizzare tutto il percorso. Lo stesso Villafranca che abbiamo visto prima, sì, la Grezzanella arriva a un certo punto, però da lì dovrebbe partire la strada provinciale in accordo col Comune per un completamento di una circonvallazione che porta verso Valeggio. Quindi ci sono tante cose. Io ho trovato 130 progetti fermi in provincia, dove i comuni, per un motivo magari di prezzi, un motivo che si era semplicemente cambiata l'amministrazione, quindi chi era arrivato aveva un'idea diversa, erano bloccati. E noi continuavamo a portare avanti i soldi per questi progetti senza realizzo. Quindi abbiamo sbloccato per quello che si poteva, dicendo ai comuni: io ti do la possibilità di arrivare all'80% di finanziamento provinciale se tu però
mi garantisci la fine dell'opera. Come si sa non abbiamo personale, le province dovevano chiudere 10 anni fa, adesso sono in una fase, diciamo così, di riassetto, però ci manca il personale, abbiamo fatto un bando, cerchiamo tecnici, cerchiamo tante figure appunto per ripolpare così il personale mancante, però abbiamo anche detto ai comuni: se voi avete i tecnici usateli, noi vi diamo i soldi e voi fate la progettazione e mandiamo avanti le cose, perché quello che ci preme di più è la sicurezza stradale, cioè dobbiamo avere delle strade possibilmente meno trafficate, però dobbiamo anche evitare gli incidenti. Noi abbiamo la gestione di 1400 km e quindi ci teniamo che siano strade percorribili, sicure e che si riesca a arrivare nel minor tempo possibile. Poi io dico una cosa proprio che l'ho pensata finché si faceva questo discorso: qui abbiamo delle figure importanti che possono mettersi d'accordo, soprattutto la regione, la provincia, i comuni, i vari enti, per fare dei programmi per arrivare magari verso quella data ad avere già una pianificazione del territorio e pensare a quello che si vuol fare. Dobbiamo essere d'accordo, dobbiamo vedere col buon senso di fare dei progetti e poi metterci d'accordo che anche se cambiano le amministrazioni, anche se cambiano i personaggi, si arrivi a una conclusione. Non posso pensare a un casello autostradale e poi dire non va più bene lì, lo faccio da un'altra parte. Non posso dire faccio un'autostrada e poi non la faccio più, oppure dire la metropolitana di superficie è un progetto importante ma me lo sono scordato. Cioè, se io prendo un treno per arrivare da Nogara a Verona posso impiegare anche mezz'ora, però alla fine sono sicuro di arrivare. Se quel treno ce l'ho ogni quarto d'ora non prendo più la macchina. Cioè, è importante questo, perché Verona è una bella città, è una città importante, è una città che sta però, se va avanti così, sta un po' scoppiando. Quindi va bene la variante della statale, ma non so se sarà sufficiente. E quindi dobbiamo arrivare, soprattutto nel centro, possibilmente anche con dei mezzi pubblici. È un aspetto fondamentale, un altro dei temi che si legano a tutto quello che stiamo dicendo da un po' di puntate. Poi ci arriviamo a questo aspetto anche per quanto riguarda l'accesso alla città, la Verona Sud, che cambierà radicalmente nel giro di qualche anno, lo dicevamo la settimana scorsa a proposito della Marangona. Ma prima di andare in pubblicità volevo andare su questo dal Presidente Trestini, perché i nostri ospiti delle istituzioni ripongono al centro, Presidente, il tema della sostenibilità di tutto questo, no? È un altro filo rosso che prosegue. E il tema delle rotaie, per esempio, delle alternative, no? Poi alla gomma. Ecco, su questo come fare a tenere insieme le cose? Qual è la visione di Verona 2040 dal lato delle imprese su questo fronte? Allora, mi piace raccogliere l'osservazione del Presidente Pasini proprio su quella sulla metropolitana di superficie. Ne abbiamo parlato anche con la Vicepresidente De Berti 1 anno e mezzo fa, quando eravamo in questi studi a parlare dei progetti di Verona 2040, perché per Verona 2040 la metropolitana di superficie con le direttrici est-ovest e nord-sud è indispensabile. Il famoso rombo. Esatto, il famoso rombo, perché anche, soprattutto noi pensiamo adesso, parliamo dell'est-ovest, con la nuova TAV noi liberiamo anche sul percorso dei treni attuali, liberiamo degli orari e dei percorsi, dunque con delle fermate intermedie veloci, con dei treni a corta percorrenza potremo comunque già arrivare con anche sostenibilità economica abbastanza bassa e sicuramente sarà un mezzo sfruttatissimo e collegherà questi due territori. Aggiungiamoci anche il percorso sud e nord e noi avremo comunque tutta la provincia che riuscirebbe ad avere dei collegamenti immediati, perché pensiamo le valli con gli interventi che la provincia sta facendo, e parliamo della strada provinciale, la SP10, tutte quelle che sono in progetto, riusciremo a portare sulla direttrice principale molte persone, ma poi dobbiamo garantirle l'afflusso alla città senza usare l'autoveicolo. E per me la metropolitana di superficie per noi è un sogno e per il nostro progetto è un sogno. Collegamento città-aeroporto, quel collegamento ferroviario col lago, cioè mettere insieme tutte le forze turistiche, imprenditoriali della provincia, convogliarle utilizzando mezzi pubblici sarebbe l'ideale per una visione sostenibile di tutta la nostra provincia. Insomma, è un disegno davvero accattivante, credo, per tutti. Ci andiamo assolutamente
tra un attimo dopo la pubblicità per capire anche che cosa occorre, diciamo, non che cosa manca per arrivarci davvero. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco torniamo con Verona 2040, la connettività generale del territorio provinciale in termini soprattutto di infrastruttura, tra poco. Verona 2040, un'impresa di tutti, è un'impresa di tutti per poi un territorio veronese, quindi nel suo complesso, non solo la città, che sia davvero interconnesso. Stiamo parlando di questo con i nostri ospiti, abbiamo sentito il Presidente Trestini, anche il Presidente di Confindustria ha delle idee con cui riempire questa possibile connettività sostenibile della Verona di domani. Certo, partire da un concetto, il considerare questa interconnessione non semplicemente infrastruttura, quindi strada o ferrovia che sia, ma proprio un sistema di mobilità che è fatto da un insieme di mobilità privata e di mobilità pubblica. Ecco che, come già suggeriva il Presidente Trestini, la ferrovia, diciamo la linea storica, che diventerà storica una volta che c'è la nuova TAV, può diventare quella metropolitana di superficie e collegare tra l'altro anche i quartieri di Verona. Mi viene in mente la stazione di Porta Vescovo, che potrebbe diventare l'hub in cui gli studenti verso l'università trovano il punto d'arrivo di partenza. Così come tante altre modalità che si possono mettere insieme anche per il trasporto, diciamo, più tradizionale su gomma. Pensiamo per esempio al trasporto pubblico attuale con gli autobus, che potrebbero essere integrati con nuovi orari e nuovi percorsi, considerando anche appunto nella provincia che ci sono certi paesi della provincia che durante il giorno, grazie a insediamenti produttivi che si trovano in questi luoghi, hanno una popolazione che raddoppia sostanzialmente, certo. E però quasi tutta affidata al trasporto privato. Ecco, se ci fosse una revisione anche di questo tipo di trasporto, potrebbe essere assolutamente positivo per una vera e propria mobilità, ripeto, non solamente infrastruttura, ma modo di muoversi nella città e nella provincia. E non da ultimo anche, e qui vengo un po' sul campo della produzione, ovviamente anche tutto lo spostamento delle merci, non solamente degli uomini, anche qui collegato ovviamente per forza di cose alla gomma, anche lì però bisognerebbe forse strutturare un po' di più con percorsi specifici e magari appunto delle deviazioni, delle strade più consone al trasporto dei mezzi pesanti, ma anche con servizi per questi mezzi pesanti, aree di parcheggio, aree attrezzate con tutte le possibilità per questi appunto trasportatori che possano appunto essere più armoniosamente integrati con tutta la mobilità cittadina. Gli spunti, come in tante altre occasioni di questo nostro viaggio, non mancano davvero. Vicepresidente De Berti, un bel sogno, no? Quello di una provincia, poi vale anche per altre evidentemente, davvero interconnessa anche non solo in ottica gomma. Che cosa, mettiamolo sempre in positivo, che cosa serve per poter pianificare, poterci arrivare, che oggi non c'è? Allora, tenete presente che Verona sappiamo benissimo che è un incrocio strategico tra due corridoi europei fondamentali, quindi Verona è attrattiva non solo a livello di città ma anche di provincia, e possiamo tranquillamente dire che l'attrattività va anche fuori dalla provincia. Quello di cui ha bisogno Verona sicuramente sono le idee chiare, una pianificazione di quello che vogliamo del futuro, che giustamente, come diceva prima il Presidente Pasini, non deve essere, spesso e volentieri c'è la sindrome di Penelope, di giorno filo e di notte sfilo, a seconda delle amministrazioni che cambiano e che si evolvono. Sicuramente ci vuole una visione. Io ho già dato incarico ad Infrastrutture Venete di fare uno studio insieme a Trenitalia e ad RFI sul famoso rombo di cui parlo da qualche anno, perché la realizzazione dell'alta velocità, alta capacità sul corridoio del Brennero, ma anche sul corridoio mediterraneo, è una grande opportunità per poter creare quelle stazioni intermedie che ti possono sostanzialmente dare la possibilità di dare risposte ai cittadini, anche perché nel momento in cui viene realizzata
realizzata la nuova ferrovia, le tracce nella linea storica si liberano, quindi regionali veloci e regionali lenti aumenteranno, ma soprattutto ci sarà la possibilità magari di mettere dei treni su breve tratte. C'è una possibilità di andare a catturare un bacino di 400.000 persone, quindi stiamo parlando del 50% della provincia, perché tenete presente che anche dallo studio che ha fatto la Camera di Commercio nel Libro Bianco, uno dei grossi problemi che le imprese riscontrano a livello regionale sono i problemi di accessibilità alla città di Verona, al nodo di Verona, quindi un grande problema che viene sentito. Questo incarico io l'ho dato, attendo gli esiti e poi in base agli esiti cominciamo a ragionare. È ovvio che tenete presente che per l'alta velocità sul corridoio del Brennero la stazione di San Massimo è un piccolo elemento sostanzialmente di questo rombo che si potrebbe creare. È ovvio che ci deve essere una condivisione di questo progetto trasversale che va oltre le elezioni ogni 5 anni se cambia il sindaco. Perché io in quest'ottica vado a fare degli investimenti che sono importanti, ma che poi devono essere seguiti da delle politiche che fanno sì che quegli investimenti siano efficienti ed efficaci, perché se io creo l'infrastruttura, l'alta velocità o comunque creo l'alta velocità anche per il trasporto merci, ma poi non faccio delle politiche idonee a trasferire le merci dalla gomma al ferro, l'investimento io l'ho fatto inutilmente, e questo vale anche per le persone. Io posso avere una visione di quello che può essere Verona, la sua provincia e l'accessibilità al nodo di Verona un domani, ma ci deve essere veramente una condivisione trasversale tra il mondo economico e il mondo istituzionale per condividere una progettualità che non può subire le variabili legate al cambio di amministrazione comunale, che purtroppo vi garantisco, io bene o male la vedo in tutto il Veneto, spesso e volentieri piccole e grandi opere vengono fermate proprio da questa sindrome di Penelope che non si riesce a superare, soprattutto quando la minoranza fa ostruzionismo per fare puramente ostruzionismo senza entrare nel merito, e poi fortuna loro, vanno in maggioranza e chi è intelligente cambia idea, perché attenzione, c'è anche chi è intelligente mettendo il naso dentro e mettendo la testa dentro ha il coraggio di dire va bene, ma ci sono delle cose che non avevo considerato, riesco a fare, a ritornare sui miei passi. C'è invece chi va avanti con i paraocchi e distrugge indipendentemente dall'interesse o meno del cittadino, e questo vi garantisco che io in Veneto lo vedo spesso e volentieri, e il cittadino è ignaro di quello che a volte sta succedendo. Beh, insomma, anche questa definizione di Elisa De Berti non è nuova, ma comunque suona molto bene la tela di Penelope, no? Tessuta di giorno e disfatta di notte. Io non so se torno poi dal Presidente Pasini per sentire anche il suo punto di vista su questo. Se le categorie allora da questo punto di vista possono essere, Presidente Testini, proprio quel motore che spinge, no? Anche la politica poi a muoversi secondo queste direttrici che diceva la Vicepresidente De Berti, perché poi bisogna rendere conveniente il bene alla fine, no? L'interesse pubblico e l'interesse comune. Sì, ma proprio non solo possono, noi non ne siamo più che convinti, ma proprio lo studio di Verona 2040 sta a dimostrare quanto le associazioni imprenditoriali credono e anzi hanno la necessità di una programmazione a lungo termine che deve essere l'impegno che è un sogno, ma dovrebbe essere l'impegno che chi va ad amministrare sottoscrive, chi andrà ad amministrare con le dovute osservazioni, nessuno dice di no, correttive, ma la strada principale è tracciata, seguiamo questo percorso, mettiamoci le nostre particolarità, qualche esigenza che vogliamo, ma una visione complessiva che vada a traguardi al di là dei 4-5 anni delle amministrazioni, perché uno dei grandi problemi di sviluppo, non solo di Verona, della provincia, ma nazionali, è proprio che noi, la politica fa le scelte, è brutto da dire, ma in base alle scadenze elettorali, e questo per il mondo imprenditoriale è un freno enorme che impedisce lo sviluppo delle attività industriali e delle imprese. Vedo Presidente Boscaini
annuire. Tra le altre cose che abbiamo citato c'è pure il collegamento ferroviario con il Catullo, con l'aeroporto, no? Certo. Tanto per dirne una, insomma, era un mare sterminato. No, ma in questo senso appunto sono totalmente d'accordo con Trestini. Verona 2040 ha questo scopo, quello di far ragionare in maniera oggettiva la città, le nostre amministrazioni, e devo dire che finora, ricordo che Verona 2040 è nato dalla nostra collaborazione, ma ancora con l'amministrazione precedente, con l'amministrazione Sboarina, che l'ha preso assolutamente in maniera molto positiva, e poi direttamente anche l'amministrazione Tommasi ha preso in mano questo libro, diciamo, e questa suggestione in maniera molto positiva, e devo dire dando senso di intelligenza in questo assolutamente il contrario di quello che ci si può aspettare, che purtroppo si avvera sempre questo discorso di Penelope. Io credo che sia stato capito proprio il senso della nostra iniziativa, ossia che non è assolutamente politica fine a se stessa, ma una politica per il territorio. Presidente Pasini, quali altri nodi sono sul tappeto nel nostro territorio che andrebbero sciolti per una maggiore connettività, nel senso che dicevamo? Allora, guardavo adesso il titolo, no? Verona 2040, sì, è una data molto in là, però ce n'è una un po' più breve, che è 2032, che sarebbe la fine della galleria del Brennero, no? Dove praticamente il transito delle merci sarà ultraveloce rispetto adesso. È una data più vicina, abbiamo appena detto che bisogna che andiamo d'accordo, che riusciamo a fare un tavolo di interessi comuni con le imprese, con le amministrazioni, con le istituzioni, quindi diamoci anche quell'obiettivo. Abbiamo bisogno dello scambiatore di merci, no? da gomma, ma non perché lo vogliamo noi, lo vuole l'Austria, se no non passi, e quindi alla fine dobbiamo caricare il camion o il container su un treno che poi andrà dritto, non attraverserà più la montagna scavalcandola, ma andrà dritto a destinazione. Un tunnel. Quindi questo tunnel, per quando verrà avanti, saremo pronti come città ad avere uno scambio ben fatto, saremo pronti ad averne magari anche altri se necessitano sul territorio o nei territori vicini. Questa è una bella scommessa, e quindi dobbiamo farci trovare pronti, perché Verona è una città veramente importante dal lato logistico. È una bella città dal lato turistico, ma dal lato logistico è strategica. Quindi dobbiamo renderci conto che o subiamo l'onda di quello che arriverà, e quindi diciamo, cosa succede? Adesso siamo intasati di traffico, non riusciamo a capire, anche perché poi ricordiamo che le stesse strade portano il camion e anche la macchina, non abbiamo una separazione, le merci non vanno da una parte e gli uomini civili da un'altra, sono tutti assieme e quindi sono tutti incolonnati. Quindi o riusciamo a fare delle cose veramente ragionando e dicendo quella zona è dedita alla logistica, quella è residenziale, gli imprenditori andranno a fare delle costruzioni là atte a questo scopo, allora anche noi come viabilità riusciremo a rifornire nel modo migliore, altrimenti ci troviamo, come si è ragionato finora, delle zone residenziali dove magari sono fornite da un'unica strada e alla mattina sono tutti imbottigliati perché tutti vanno a lavorare e la stessa cosa la sera quando ritornano, oppure delle zone industriali dove non dovevano nascere in quel posto, e anche in quel caso abbiamo il casello autostradale lontano piuttosto che la ferrovia lontana e quindi non riusciamo a servirne nel giusto modo. Ecco, partiamo da qui, partiamo di un qualcosa di concreto, partiamo da una data, 2032, e cerchiamo di realizzare quelle opere che necessitano, tutti assieme, per far andare meglio e per rendere il nostro territorio un po' più vivibile, sia per le imprese che per i cittadini. Ci avviciniamo alla fine della trasmissione e io volevo fare un rapido passaggio con i nostri ospiti, la vicepresidente De Berti. A me ha colpito una cosa di questa puntata, che fino adesso non abbiamo parlato di fondi, che giornalisticamente sono la prima domanda, ma i soldi ci sono, eccetera. È un segno forse che c'è proprio bisogno soprattutto di quello della volontà politica in senso lato. Allora, io sono convinta che se c'è la volontà i soldi si trovano, ne sono una testimonianza la Grezzanella e la Statale 12, perché nel momento in cui si è voluta una cosa basta farsi trovare pronti quando il treno parte. Però volevo dire,
mi aggancio a quello che ha detto il Presidente Pasini. Noi spesso e volentieri ci dimentichiamo che quando parliamo di tunnel di base del Brennero noi abbiamo un interporto che è il primo a livello nazionale, ma possiamo dire anche europeo, anche se è un po' subito dopo quello di Brema, ma è ai primi posti, che necessita di un finanziamento per un suo potenziamento ed un adeguamento a poter ricevere quel traffico merci che arriverà nel 2032 di 200 milioni. Io sto sotto da molto tempo ad RFI e li sto incalzando perché voglio che questi finanziamenti arrivino e l'Interporto di Verona si faccia trovare pronti, perché non possiamo non farci trovare pronti. Io non sono socia dell'Interporto di Verona, ma mi comporto da socio, okay? Perché credo che la Regione abbia anche questa funzione, e a settembre ho accompagnato proprio i soci dell'Interporto giù ad RFI, ma semplicemente per far capire ad RFI che il territorio quegli investimenti li vuole, cioè non è la De Berti che continua ad andare giù e dire fate l'investimento, è il territorio che lo vuole. Il collegamento ferroviario all'aeroporto di Verona e al lago di Garda come valore aggiunto, ci stiamo lavorando. Il collegamento ferroviario all'aeroporto di Verona semplicemente con la stazione a Porta Nuova è riduttivo. L'aeroporto di Verona ha bisogno di un valore aggiunto. Verona è vero che è ad un incrocio, ma è a 1 ora e 1/4 da Venezia, a 1 ora e 1/4 da Bologna e a 1 ora e 1/4 da Bergamo. O noi all'aeroporto di Verona riusciamo a dargli un valore aggiunto in più rispetto agli altri 3 aeroporti, altrimenti il collegamento ferroviario sarà riduttivo, e il collegamento ferroviario all'aeroporto di Verona rispetto alla città, ma dall'aeroporto verso il lago, quindi avrà 2 collegamenti ferroviari, sarà il vero valore aggiunto. Anche questo è un progetto ambizioso, ne sono assolutamente consapevole. Ma se non impariamo a Verona a puntare in alto, rimarremo sempre ai piani bassi e non riusciremo mai a fare quello scatto per dire sì, abbiamo quella consapevolezza di dire che siamo un territorio importante, siamo un incrocio strategico e possiamo anche pretendere che gli asset infrastrutturali strategici del nostro territorio vengano potenziati nel modo adeguato per dare quel valore aggiunto di cui necessitano. Beh, insomma, mi sembra anche un bel manifesto col quale concludere la nostra puntata, uno slogan, se di questo si tratta, ma è molto di più quello che diceva Elisa De Berti, cioè siamo ambiziosi anche. Io in un telegramma chiederei proprio un commento velocissimo ai nostri 2 presidenti di ANCE e di Confindustria su questo, e poi ci salutiamo. Presidente Trestini. Sì, ma proprio su questo e con la disponibilità delle pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda la sostenibilità economica, pensiamo che il futuro sarà molto legato al partenariato pubblico-privato. Molti degli investimenti che oggi si pensano saranno una partecipazione fra il pubblico e il privato, e su questo penso che la disponibilità sia del mondo imprenditoriale ma anche degli investitori ci sia, soprattutto in un territorio come quello di Verona. Presidente Boscaini. Sì, riprendo da questa frase, siamo ambiziosi sì, ma con un'ambizione che è basata su dei dati concreti e quindi su una certa oggettività. E quindi insomma le basi ci sono tutte davvero. Torneremo a parlare anche nelle prossime puntate con Verona 2040 di infrastrutture, ci dedicheremo nello specifico a temi interessanti, non abbiamo parlato nel dettaglio di autostrade, lo faremo, e anche quella sarà una puntata insomma ricca di suggestioni di temi. Grazie a voi per averci seguito, grazie rapidamente ai nostri ospiti, il Presidente di ANCE Carlo Trestini, di Confindustria Raffaele Boscaini, grazie moltissimo alla Vicepresidente del Veneto Elisa De Berti e al Presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini. Grazie a voi per averci seguito. Verona 2040 torna mercoledì prossimo, grazie per averci seguito di nuovo e buona serata, arrivederci.